Benvenuti ad una nuova puntata di Veneto in Transizione dedicata al tema della Grande Guerra, un tema che non smette di emozionare con nuovi aneddoti e nuove testimonianze. Oggi ne parleremo con gli ospiti in studio, il regista del film Ma io non sono, Luigi Alberton, e Claudio Scarpa, medico e appassionato di storia. Benvenuti. Claudio ci ha portato i diari di suo suocero che scrisse durante la Prima Guerra Mondiale. Mi viene in mente una bellissima frase di Luigi Meneghello che dice: ci si sta comodi in tre in un secolo. Ed in effetti è proprio così, perché con i diari di tuo suocero torniamo indietro di 100 anni. Certo. Cosa raccontano questi diari? I diari di mio suocero, che chiaramente alla fine carabiniere, terminato come generale carabinieri, però all'epoca era vice brigadiere, era allievo carabiniere, aveva 19 anni e ha chiesto di partire volontario per il fronte. E ha avuto l'avventura di arrivare al fronte proprio quando il fronte italiano, con la battaglia di Caporetto, si sfaldava di colpo e c'era la rotta confusa. Infatti il 24 ottobre l'inizio della 12ª battaglia dell'Isonzo, dove i tedeschi e gli austriaci, portando tutte le truppe che avevano spostato dal fronte russo, che in quel momento era inattivo per la rivoluzione, hanno colpito forte con una tecnica nuova, che è la tecnica non della battaglia così frontale, ma con le infiltrazioni in profondità, e sono riusciti praticamente a far crollare tutto l'apparato dell'esercito italiano, che era un apparato offensivo e non difensivo, tra l'altro. Lui arriva praticamente a Cividale il 24 del 10 è l'una di notte, marcia tutta la notte, arriva vicino alla prima linea, però già ci si ritira in maniera disordinata. Qual è l'episodio appunto che ti ha colpito maggiormente? Questa ritirata, dove loro, tra l'altro era un gruppo di carabinieri, quindi nel disordine generale hanno cercato di mantenere una certa unità di sto piccolo ripartino, ma soprattutto che tutti fuggivano in maniera disordinata, ogni tanto cercavano di resistere, facevano qualcosa, però mancavano i comandi, mancavano gli ordini e tutto. E la cosa un po' che colpisce è che c'era ormai c'era la sensazione del fuggi generale. Si diceva che perché i tedeschi hanno sfondato da Plezzo e da Tolmino verso Caporetto e poi verso Cividale. Allora questa immagine di questa gente che marcia e ogni tanto si ferma, colpi di fucilate, imboscate e compagnia, in fondo Cividale che brucia. Poi alla fine attraverso la Madonna di Castelmonte arrivano ad Albana, arrivano a Cividale. Cividale è proprio un groviglio di uomini nel disordine più assoluto, che non rispondono più a niente. E qui lui stesso col suo reparto cercano di resistere, però resistere appunto come potevano da soli, e vengono fatti prigionieri improvvisamente sotto la croce proprio che c'è a Cividale. E vuoi leggerci un passaggio di come descrive questi momenti? Sì, qui per esempio per andare alla battaglia di Caporetto. Siamo ormai al 27, sono passati 3 giorni e mezzo dal 24, tutta la notte ci si ritira e si marcia, siamo stanchi, alle 6 siamo a Madonna di Castelmonte, si combatte l'ultima valorosa resistenza con punto di domanda, poi improvvisamente il panico, alle 11 è rotta generale, tutti fuggono, noi ci si ritira con ordine, poi si cerca di tornare indietro ma rassegnati, i nemici sono vicinissimi, ci si ritira di nuovo, da soli, imboscate, fucilate, si attraversa il bosco e in lontananza si intravede una forte luce, è forse Cividale che brucia. Dopo una marcia faticosa si arriva ad Albana, poi si marcia verso Cividale per l'estrema resistenza. Giunta a Cividale la città è sovraffollata di soldati, in un disordine infernale, ed è tutta in fiamme. Dobbiamo resistere, ci approntiamo a farlo, però a un tratto alle 17:30 siamo fatti prigionieri, quasi senza accorgersene. C'era il disordine totale. Più totale. Poi il giorno successivo, il 28, ormai vengono radunati nell'ospedale civile, che era vuoto, non c'erano più degenti, tanto che alcuni di loro ne approfittano per rifornirsi di qualche galletta, di qualcosa così. Poi in colonne interminabili vengono avviati verso il nord, sotto la pioggia, senza mangiare, senza niente, e con questa voce così diffusa, però così non sicura, che sarebbero stati portati in Germania, anche perché lì erano i tedeschi ad aver sfondato.
E anche nel caso del film Ma io non sono di Luigi è stata una lettera testamento, la scintilla che ha dato vita a questo progetto. Di che lettera si tratta? Sì, stiamo parlando della lettera testamento del sottotenente Mario Fusetti. Faccio un piccolo quadro iniziale. Lessi questo testamento grazie al direttore del museo Grande Guerra Tre Sassi di Valparola, 20 km circa dal Cortino d'Ampezzo, che mi fece conoscere questo testo. Mi rimasi molto colpito per due aspetti: uno per la grande umanità umana, i sentimenti, le passioni che lo legavano ai suoi cari e a tutte le persone a lui vicine, comprese i suoi soldati, questa pattuglia di 15 uomini che poi lui guidò alla conquista del Sas d'Istria. E dall'altra parte un testamento che mantiene un grande idealità, grande spirito patriottico, con delle espressioni che in quel momento mi sembravano quasi una forma di eccesso di idealità, di romanticismo, ma che poi, andando nel dettaglio, scopro che questa forma di sentimento profondo, patriottico e idealistico in realtà era parte integrante della sua vita, del suo stile di vita, e lo mantenne fino alla morte. E un passaggio che ti ha colpito di questa lettera? Sono più punti, sicuramente c'è una frase che può sembrare estrema se consideriamo il fatto che il testamento è stato scritto 2 o 3 giorni prima della missione sul Sas. Era estremamente consapevole che probabilmente non sarebbe tornato, e quindi quel testamento non è, come dire, scevro di forti emozioni. Una frase in particolare dice: ho sognato nelle peregrinazioni del mio pensiero, nelle grandi questioni cosmiche e umane, un avvenire di perfezione nelle cose morali e fisiche. Cioè, stiamo parlando di un testamento scritto con quasi la certezza di non poter dar seguito alla sua vita. Aveva 22 anni e nonostante questo ancora era spinto da un credere profondo nelle scelte e nelle motivazioni che lo guidavano nella sua vita di sottotenente, e dall'altra parte di colui che in qualche modo avrebbe dovuto favorire un'apertura in una posizione strategica che era il Sassi-Istria. Non dimentichiamo che il Sassi-Istria rappresentava per l'impero austro-ungarico una zona di confine che dava accesso a Val Badia e Val Posteria, e quindi un punto nevralgico delle forze armate e della difesa tra il territorio italiano e quello austro-ungarico. Ecco, il film Ma io non sono è in fase di produzione, ma abbiamo un trailer che adesso vi mostreremo. Rimani qui. Non è la tua guerra. Io non sono qui. Ho ricordi non miei. Chi sono? Bestia. Sono 100 anni. Scalano il sasso della strega. Il pugno di uomini di Mario Fusetti. Muoiono e non serve a niente. Non andare! Ci arrampichiamo con le mani, con i piedi, con le unghie, con i denti. Non arrivano i rinforzi. Non arrivano. Sto impazzendo. Non ero io. Non sparare. Non sparare. Visto il trailer di Ma io non sono, protagonista del film è Alessio, che lavora come guida storica al museo Forte Tre Sassi. Una notte ruba un oggetto da una teca e scappa sul Sas d'Istria. Lì rivive l'incubo di una battaglia accaduta proprio in quei luoghi 100 anni prima.
Al centro del tuo film ci sono gli uomini con le loro sofferenze, le loro guerre interiori. Sì, caratteristica di questa narrazione è proprio quella di andare a vedere nell'animo di questi soldati, sia nel momento più tragico, gli ultimi istanti della loro vita, nell'assalto finale che avvenne la mattina del 18 ottobre del 1915, ma andando poi a ritroso all'interno della loro vita familiare e nelle relazioni che noi andiamo a raccontare in un borgo che poi diventerà nel film il borgo di Asolo. Il film è caratterizzato da 3 linee temporali, un punto di vista contemporaneo, un giovane rievocatore, guida storica che vive un certo conflitto interiore e che in qualche modo rievoca in lui questa esperienza, questo suo ruolo di narratore di vicende legate alla Grande Guerra, lo catapulta nella storia vera e gli fa in qualche modo eco delle sue voci interiori. La scelta di avere uno sguardo contemporaneo è, oltre che per aspetti filmici, anche quello educativo, formativo, un punto di vista per i giovani. La storia va non soltanto raccontata, ma deve essere uno strumento, un punto, un modo per riattivare il ricordo, la memoria e la consapevolezza di un passato che, se è conosciuto, se è in qualche modo reso comprensibile, viene superato e in un qualche modo risolto, altrimenti, come sappiamo, noi esseri umani abbiamo tendenza a ripetere gli stessi errori. La seconda linea temporale riguarda il giorno della conquista del Sassi di Stria. Riuscirono effettivamente in questa avventura, in questa disavventura, ma purtroppo non arrivarono rinforzi e quindi combatterono fino all'esaurimento delle armi e le munizioni. L'altra parte, la terza linea temporale, riguarda la vita prima della battaglia. Nello specifico è uno spaccato di un mese di maggio del 1915, quindi lo scopo di questo film è anche di incrociare 3 linee temporali e far sì che il pubblico, con lo sguardo di oggi, compenetri questo passato e lo riviva anche attraverso i sentimenti, i conflitti interiori che erano già lotte per la sopravvivenza. Stiamo parlando di 100 anni fa, dove tutta una serie di aspetti legati all'alimentazione, salute e altro ancora non erano patrimonio della collettività e quindi la sofferenza era comunque molto presente nella povertà della vita delle popolazioni più rurali. Ecco che in questo senso la guerra viene vista anche attraverso gli occhi della quotidianità di queste famiglie, quella del Mario Fusetti, più abbiente, e quella invece del bracciante Foschi, povero, ma in qualche misura legato da un stretto rapporto con il tenente Fusetti. Devo interromperti per lanciare la pubblicità, torniamo tra pochissimo. Bentornati. Luigi, tu hai un background da musicista e compositore. Come si riflette questo nel tuo stile narrativo? Beh, innanzitutto è un film in cui si parla poco, sono pochi dialoghi, non come scelta, come dire, fine a se stessa, ma quanto quello di lasciare al suono, alle voci interiori e alle immagini un modo di raccontare una vicenda del passato che nessuna parola può riassumere, nessuna parola può dire fino in fondo il dramma vissuto da questi uomini. Quindi, prima di tutto, una scelta di sacralità, direi, quasi dignità, riconoscimento di un'esperienza che con le parole difficilmente riusciamo ad esprimere. La seconda questione è che ovviamente un certo tipo di esperienza legata alla narrazione attraverso i suoni e le musiche mi hanno molto arricchito nell'evocare immagini che molto spesso il cinema non riesce a raccontare, perché ovviamente il suono in qualche modo lascia uno spazio di libertà allo spettatore, cosa che le immagini a volte chiudono all'interno del punto di vista del regista. Quindi la scelta sonora che privilegia in questo film un quadro di ascolto e di emozione trova una sua, come dire, caratterizzazione
direi quasi speciale per la costruzione del film. Ecco, queste emozioni le ritroviamo anche nei diari di tuo suocero, quando racconta per esempio del viaggio da prigioniero che fa. Vuoi leggerci un passaggio? Sì, sono annotazioni appunto di un giovane di 19-20 anni, di un secolo fa, chiaramente. Quindi hanno, al di là del forse che sono un po' così discorsivi, però hanno una profondità dentro di sensazioni, di sofferenze che a distanza di un secolo si fa fatica a cogliere, ma che invece vanno colti, come mi pare nel film che è appunto in costruzione, dove si passa dalla grande guerra, dalla guerra dove spesso vengono mostrati i numeri, le masse, invece ai fatti individuali, alla ricchezza, ai tormenti, alle sofferenze individuali. Qui preso a Caporetto comincia il viaggio verso il campo di prigionia di Wittenberg in Sassonia. Wittenberg è famosa perché è la patria di Lutero, quindi è una città che ha una cultura alle spalle notevoli. In quel caso lui invece se l'è trovato come campo di prigionia dal 6 al 13 praticamente di novembre ormai, perché dal 28 al 6 di ottobre e il 6 di novembre hanno girato lì per i paesi sotto la pioggia, dormendo per terra, finché sono riusciti a organizzare questi treni per portarli appunto in Germania, in Sassonia, che è quasi nel nord-est della Germania. Quindi lui scrive: 2000 uomini laceri, smunti, affamati, in un treno interminabile, lento, tedioso, 8 giorni di viaggio attraverso prima l'Austria e poi la Germania. 60 uomini per vagone, schiacciati come le bestie, sporchi, irosi, affamati come lupi. Non si giunge mai a destinazione e il treno va piano, troppo piano. C'è quasi il desiderio di arrivare presto a destinazione. Si ha fame, si dice che alla prima stazione si mangerà, ne passa una, ne passano altre 10, 20, nulla. Si sta allo spiraglio del carro bestiame, s'attende, passano le ore e tante, da giungere sino a 24, 30, 36 senza mangiare. Finalmente si mangia, 2 ore d'attesa, morti del freddo, un caffè, 2 bicchieri d'acqua calda, 100 grammi di pane nero e così via di seguito. Dopo altre 24 ore una minestraccia e pane, ma c'è sempre fame. Si muore per dormire, uno sopra l'altro ammucchiati, testa contro scampo, un groviglio di membra attorcigliate e così via per 8 giorni lunghi, e mangiare sempre la stessa cosa quando si può. Si guardano i campi di cavoli e di carote e uno darebbe chissà che cosa per essere là e per sfamarsi. Si guarda con gola un torso di cavolo sporco e si mangia se capita con ingordigia. Per un pezzo di pane si pagherebbe 1 milione e io per una pagnotta, quando ero proprio agli estremi, pare il giorno prima di arrivare a Wittenberg, ho dato l'orologio a bracciale, ricordo di casa. Siamo smunti, macilenti, non ci reggiamo in piedi, si muore, sembriamo una turba di cani affamati. Qualcuno cade, non se ne può più. Io voglio resistere con l'aiuto di Dio e col pensiero della famiglia di ritornare in patria a casa. Ho resistito e sono giunto al campo, con la stessa forza spero di resistere finché potrò tornare dai miei cari, Dio lo voglia. Insomma. Ecco, la fame per esempio è un problema. Già qui praticamente la fame è l'elemento, cioè, l'avvilimento, perché arrivano al fronte sotto la pioggia, subito la ritirata, nel disordine più totale, senza ordini, senza nessun vettovagliamento, il treno verso la Germania, 6 giorni, mi pare, 6 giorni. La fame è l'argomento non hanno neanche per esempio tempo, anche il menù penso che non hanno neanche tempo qui di dire povera Italia come vanno le cose, perché sono ridotti proprio allo stremo completo, ecco. E quando arrivano poi al campo i primi 3-4 giorni dormono all'aperto e siamo già in novembre inoltrato in Germania, insomma. Quindi la sofferenza di ragazzi, cioè, pensiamo ai nostri figli, perché io qua non penso a mio suocero, penso a un giovane di quegli anni, insomma, penso. E come descrive per esempio il menù durante la prigionia? Il menù era un po' risicato. Allora, al mattino caffè per modo di dire, acqua calda commischiata dell'avena bruciata, zucchero non se ne parla, sapore nullo. Mezzodì, dice un lavamano di sbobba di carote,
talora pesce fradicio o poca acqua con un po' di farina, oppure dei semolini indefinibili, carne mai o qualche sfilaccio. La domenica invece orzo. E il mercoledì pane dei 150 ai 200 grammi, il mercoledì non si sa per cosa, ma era così, nero, duro, fatto con tante cose anch'esse indefinibili, un po' amaro, c'è sicuramente della paglia e della segatura, quindi così. La sera zuppa, una vera broda, a volte ci sono dei legumi, ma il più spesso galleggiano in molta acqua calda giallastra delle stranezze indefinibili e molte bucce di patate, mai le patate. Con l'appetito, o meglio fame, si mangia tutto, si lecca addirittura il contenitore e se possibile si fa anche il bis. Qui proprio la fame è l'elemento che soverchia tutto. Dopo verrà il freddo, poi ci saranno i pidocchi, quindi quelle che sono le necessità elementari della sopravvivenza. Ecco. E in questa sopravvivenza vengono fuori chiaramente la nostalgia di casa, la nostalgia della patria, la nostalgia di tante cose e il desiderio della pace. Infatti è ricorrente, è la pace quando? Perché loro sono senza notizie, non sanno neanche come sta andando la guerra e quindi possono solo sperare nella pace. Per esempio il fumo era un altro dei problemi sentitissimi. Il fumo è sentitissimo, e qui nel diario ci sono dei frammenti, alcuni sono andati persi, di corteccia di betulla, che loro, anche il rischio, riuscivano attraverso i reticolati del campo a strappare dagli alberi e li fumavano, perché il fumo chiaramente, soprattutto per gli uomini di allora, quando il fumo era molto più diffuso, era quasi una sopravvivenza. Lui racconta che spesso, quando poi le cose sono andate un po' meglio, vendeva dei capi di abbigliamento, non so, il berretto, dei calzini in cambio di un po' di sigarette. Quando arrivava qualche pacco in seguito dall'Italia con le sigarette erano tutti felici, facevano tutti questi scambi tra di loro, perché poi nel 18, quando ha incominciato a intervenire verso aprile la Croce Rossa svizzera, ha cominciato a garantire degli apporti di pacchi di genere alimentario, di vettovagliamento da casa. E ora anche qui le gelosie tra persone del campo di concentramento, i francesi hanno trattati meglio, gli inglesi anche, gli italiani peggio, ad alcuni arrivavano carri interi di pacchi, ad altri non arrivavano mai, quindi si vede l'uomo ridotto proprio alla sua... Però dopo alla fine pian piano riemergono, cominciano a organizzare delle pièce teatrali così da prigionieri, riescono a fare anche dei piccoli concerti di musica con i francesi o organizzare delle squadre di football con gli inglesi, prima da soli e poi anche per Luigi ci sarebbe da farci un film su quindi queste alla fine storie. pian piano emerge, e dopo alla fine del tutto nel 18 invece ci sono state varie cose, un po' che stava implodendo sia la Germania che anche l'Austria, quindi gli stessi austriaci tedeschi stavano male economicamente come sopravvivenza, e poi forse anche incattiviti, tanto che lui nell'ultimo mese e mezzo l'hanno messo 15 giorni a lavorare su una fornace come punizione, e poi l'hanno messo una decina di giorni in prigione, una prigione fatta di legno, 2 metri per 2 metri e mezzo, senza mangiare. Però sono quelle, insomma, tutto sommato alla fine, insomma, l'ultimo anno di guerra complessivamente è andato meglio. Siamo in chiusura, però un'ultima domanda. Luigi, quando sarà pronto il tuo film? Stiamo già lavorando sodo da diversi mesi, andremo alle riprese in settembre e dureranno circa 5-6 settimane. Insomma, diciamo che il 2016 è l'anno della presentazione ufficiale. Non sappiamo ancora se in primavera, estate, autunno del 2016, ma diciamo che noi contiamo il prima possibile. Bene, noi attendiamo quindi l'uscita del film Ma io non sono. Ringrazio i nostri ospiti, Claudio Scarpa e Luigi Alberton. Vi do appuntamento alla prossima puntata. Continuate a seguirci sulla nostra pagina Facebook Il Veneto in Transizione.